In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 27 febbraio 2025. Il centrodestra siciliano ci riprova, incontro domani. Il centrodestra siciliano dovrebbe incontrarsi di nuovo domani, diciamo dovrebbe perché il nodo ex provincia è sempre più intricato e appare ormai molto difficile che centralmente si possano indicare i candidati presidenti dei liberi consorzi a fronte di manovre inciusciste locali che attraversano destra e sinistra. Potrebbe persino prevalere la rassegnata proposta di demandare a livello locale ogni decisione e sarebbe davvero un libera tutti. La Corte dei Conti sbaglia e non si corregge. La Corte dei Conti sbaglia clamorosamente nel corso di un'indagine sui posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva realizzati o in corso di realizzazione da parte della Regione. Pesanti critiche riguardo a gravi ritardi e inadempienze del governo regionale basate semplicemente su un numero errato. Lo stesso Ministero ieri ha confermato che i posti letto da realizzare nelle aree di emergenza sono 571 e non 720, come sostenuto dalla Corte. Marcia contro la mafia da Bagheria a Casteldaccia. Presenza bipartisan alla marcia contro la mafia da Bagheria a Casteldaccia, giunta alla sua 42esima edizione, che ha visto la partecipazione di almeno 2000 studenti. Presenti numerosi sindaci, tra i quali quello di Palermo Roberto Lagalla, il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, numerosi parroci del Palermitano insieme all'arcivescovo Lorefice, per dire basta tutti insieme alla mafia e alla droga. Il racket delle estorsioni dietro le spaccate? A Palermo continuano le spaccate notturne di negozi con furti e danneggiamenti e i commercianti si sentono in balia dei ladri. Il 23 colpito una gastronomia, altri 3 colpi tra il 24 e il 25 a un ristorante, un bar e un mini market. Ieri colpiti 2 negozi di casalinghi della stessa catena. Gli inquirenti stanno ipotizzando che si tratti di messaggi da parte del racket delle estorsioni per sollecitare il pagamento del pizzo. Sanità d'eccellenza e sanità che va avanti piano. Mentre il Ministero della Salute attribuisce alla Sicilia il terzultimo posto tra le regioni per la cura della salute, precedendo solo Calabria e Valle d'Aosta, superando i test per l'area ospedaliera ma non quelli per prevenzione e cure territoriali, arrivano notizie di una sanità d'eccellenza come l'asportazione di una rarissima forma di tumore a una bimba di 12 anni al Policlinico di Catania o l'impianto a Canicattì di un pacemaker a un anziano di 103 anni. Palermo si differenzia alla Munnizza nel centro storico. Palermo detiene con il 15,6% il record negativo di raccolta differenziata di rifiuti in Italia e molte zone della città non hanno ancora alcuna forma di differenziazione dei rifiuti. Da oggi ha inizio la raccolta differenziata in molti quartieri del centro storico e si compie il primo inevitabile atto traumatico, la rimozione dei cassonetti. Ma ancora il 50% delle famiglie della zona non ha ritirato i mastelli. Occorre molta determinazione ad andare avanti. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.